mi dispiace, non voglio parlare con nessuno. Non ci sono parole per descrivere il dolore. Nella casa di Asseggiano, dove Massimiliano Ferru, il 49enne, che ha perso la vita nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme nel Vicentino, viveva con la moglie e i suoi 2 figli, accanto all'anziana mamma. Una notizia arrivata come una doccia fredda che ha sconvolto la famiglia e chi lo conosceva bene, come il presidente dell'associazione Sgrafamasegni di Marghera, di cui Ferru faceva parte. Lui era dentro il direttivo da 5-6 anni, è entrato perché aveva voglia di fare, gli piaceva questo, gli piace questo mondo, gli piacerà sempre questo mondo. E ha portato la sua gioia, la sua bellezza di stare qui con i bambini, soprattutto perché lui aveva un carisma con loro che li sapeva sempre prendere, anche se erano dei rospi, li sapeva prendere, era proprio bravo. Con la voce rotta dal pianto, De Toni ricorda così Massimiliano, detto Maci, con una grande passione per la montagna, sempre entusiasta e pieno di iniziative. Il tantan del gruppo mi continuavano a chiamare perché non ci credevano che fosse lui, ma no, non è possibile, l'ho visto l'altro giorno, l'ho visto il 26, abbiamo parlato. Cioè, pazzesco. Una persona definita da tutti scrupolosa, un esperto della montagna che difficilmente avrebbe commesso errori. Si prefiggeva tutto con ordine prima di partire, organizzava tutto, andava sempre con qualcuno che potenzialmente ne sapeva più di lui e che comunque lo accompagnava, mai andare da soli. La montagna e comunque l'andare per monti è una di quelle cose che parte da dentro, dal cuore, ti porta in posti in cui non vanno tante persone, quindi il fatto dell'essere, non dico gli unici, ma i pochi a godere di quella cosa è una cosa che muove i passi da gigante. C'è un progetto lì di una via con cui avevamo fatto e collaborato e che aveva provato la settimana scorsa, l'idea è di dedicargliela, ma questo vabbè è niente in confronto. L'idea è comunque di trovarsi, io spero anche con la famiglia, perché eravamo un gruppo e un gruppo ci si deve trovare di gruppo, quindi questa è la cosa bella di una comunità, il fatto che non ci si sente soli, non ci si lascia da soli, anche nel dolore. Queste cose qui vanno gestite, fanno male, però vanno fatte. Anche il mondo dei trasporti piange Massimiliano.